Sto andando a prendere una salita che a me personalmente piace molto, ma non la facciamo spesso con gli amici biker perché non piace a tutti, ma soprattutto non è comodissima quando si fanno dei giri, perché non è ben collegata ad altri segmenti. Quindi probabilmente farò su e giù, arriverò su, scenderò e magari la faccio 2 volte. Voglio provare bene in salita la nuova Epic su una salita appunto che conosco, non è per niente difficile, neanche lunghissima, adesso non ricordo i chilometri, però è molto costante con diversi tornanti. Vediamo come va. Qua sono già sul primo strappetto, voglio provarla. Da qui, dal sentiero che arriva dal circolo Pietrarossa, vado dritto sul sentiero Yami 003A, questo, vado un po' su, poi a un certo punto girerò secco a destra e comincerà la salita. Questo è lo strappetto iniziale, qui si gira a destra, alla prossima, non questa, c'è una curva stretta a destra e si comincia ad andare su. Eccolo, questa qua è la svolta, da qua si comincia, via! Questo è il primo tornante, è tutta più o meno così, 7-8%, questa è una punta al 10, ma poi è più o meno costante. Qui si scollina la parte al 10, un ultimo strappetto al 15 e si torna sul 10%. Questo è il secondo tornante, e su di nuovo, sempre 10%. Altro tornante, qua ce ne sono 2 di seguito, qui un pezzo dove si rifiata un attimo. Quarto tornante, stavo per esplodere. And he is safe!
lo strappetto. E qua scollina. Prima salita fatta, la bici si comporta splendidamente, è molto rigida in salita, quindi riesci a sentire che ogni pedalata effettivamente ti fa salire e hai la potenza che esprimi direttamente sui pedali, sulle ruote, fa una bella sensazione. Sa tanto di front, anche se non è effettivamente una front. Forse è un pelino troppo rigida per come piace a me, o forse non sono ancora abituato, perché arrivavo dall'altra che era molto rigida, soprattutto quando uno spingeva, ma comunque un pelo più morbida, forse anche per il fatto delle pressioni, per la sezione della ruota, perché era una bici un pelino più morbida di questa. Probabilmente con le pressioni mi aggiusto e vado un po' giù e avrò quella sensazione un po' più di sicurezza, perché effettivamente la sento molto rigida, che è tipicamente un plasma. Vabbè, prima salita fatta, adesso vediamo la discesa. La dichiaro, in discesa sono un fermone, soprattutto con questa che è nuova, non voglio rischiare, vado giù tranquillo per prendere confidenza. Yami 4, secondo atto, appena sceso faccio ancora una salita e dopo probabilmente basta per oggi, perché sono strettissimo con i tempi. 3, 2, 1, via! Bello col rapportone. Adesso voglio provare una differenza. Prima l'ho fatta tutta seduto in sella, lavorando solo con i cambi. Adesso magari in un paio di strappetti mi alzo e vediamo che differenza fa sulla salita e che differenza fa la sensazione. Qua provo a aiutarmi. Cavolo, che roba! È incollata a terra, copio benissimo. Devo permettermi un rapporto in più. Mi aspettavo la rigidità della vecchia Epic non in carbonio, ma cavolo, mi ha stupito. Su quel strappetto lì arrivo con questo rapporto duro qua
e via. Cavolo, volato su quello strappetto, probabilmente qua adesso ho fatto un tempo molto interessante. Dopo guardo quando arrivo a casa. Stringiamo le Shimano XC7, le mie fidate, e vediamo di fare una discesa degna di questo nome. Lungo. Ma quanto sono rigido in discesa. Arrivato. Va forte, che mezzo.